Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. I bambini, corrieri della droga, le donne gestivano lo spaccio, 15 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sono stati arrestati a Catanzaro, l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia. Una truffa ai danni dell'INPS con assunzioni fantasma e 21.000 false giornate lavorative sta scoperta dalla Guardia di Finanza di Castrovillari, denunciate 134 persone. Processo Criterion, il Tribunale di Crotone ha inflitto complessivamente 116 anni di reclusione ad 11 persone, l'inchiesta avviata nel 2015 contro la cosca di 'ndrangheta Grande Aracri. I precari presidiano la prefettura di Vibo, siamo stati abbandonati da tutti, situazione disperata, ha chiesto l'intervento del prefetto. L'ondata di maltempo sta interessando anche la Calabria, neve a bassa quota nel Cosentino, attesa per le prossime ore, in Sila nevica da ieri. Il Rende, bestia nera del Catanzaro, 3 successi su 3, i biancorossi volano in classifica, stop del Cosenza a Caserta, dopo 11 gare utili la regina si illude ma al Granillo passa il Trapani. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la cronaca in primo piano. Erano le donne ad avere un ruolo importante nello spaccio della droga e quanto emerge dall'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. 15 le misure cautelari eseguite, è stata disarticolata un'organizzazione che aveva il monopolio nel traffico della sostanza stupefacente. Isabella Roccamo. È ancora buio quando nella zona sud della città di Catanzaro scatta il blitz dei carabinieri. A distanza di pochi giorni dall'operazione Salto di Passo che ha disarticolato sempre a Catanzaro un sodalizio criminale dedito alla produzione, al traffico e allo spaccio di droga in città, un altro colpo è stato inferto ad un'altra organizzazione di trafficanti di droga. 15 le misure cautelari eseguite, 7 le persone finite in carcere, altrettanti domiciliari, una invece è stata raggiunta da obbligo di dimora. Anche in questo caso importanti le intercettazioni. Anche i telefoni, finché che non si chiudono per qualche annetto, dice per un 6 mesi. Non solo questi continuano a vendere droga davanti le scuole, nelle piazze dove giocano i bambini, i ragazzi, ma sono abbastanza attrezzati sia sul piano delle armi e hanno abbastanza denaro. Le indagini sono state avviate dopo l'arresto di Marcello Amato, che è considerato il capo dell'organizzazione, avvenuto il 6 novembre del 2014 relativo all'omicidio di Alessandro Morelli. Da lì è stata resa palese l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che aveva, per così dire, il monopolio dello spaccio di cocaina nel quartiere Pistoia di Catanzaro. I carabinieri hanno individuato 2 distinti canali di approvvigionamento dello stupefacente che sarebbe arrivato dalle province di Vibo e Reggio Calabria. Inoltre sono state scoperte e sequestrate armi e munizioni, oltre a denaro in contante e buoni fruttiferi per un valore di 330.000 euro, ritenuti il provento dell'attività di spaccio, e i soldi venivano occultati, in alcuni casi anche all'interno di pneumatici. Così, è un'altra cosa che ti volevo dire, no? E se cacciamo che no? Andiamo a un'altra parte, magari Quella disarticolata oggi era una struttura a conduzione familiare fortemente radicata sul territorio nel quartiere Pistoia. Lo spaccio era dunque un affare di famiglia che fioriva grazie anche ad un consolidato clima di omertà. È un'organizzazione che ha tutti i connotati di quelle rom che esaltano i legami di tipo familistico e quindi sono per questa ragione ancora più impenetrabili, perché la tradizionale omertà è interna, è ancora più radicata, rafforzata dal vincolo familistico. Nel corso della conferenza stampa inoltre è stato evidenziato anche il ruolo delle donne. Il ruolo delle donne è abbastanza rilevante, direi quasi strategico in questo caso. Noi abbiamo assistito anche a degli episodi in cui i minori
figli, diciamo, degli esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, venivano utilizzati per occultare la sostanza stupefacente ed evitare il controllo delle forze dell'ordine. Restiamo a Catanzaro, c'è una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa, la vediamo insieme. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha disposto la remissione in libertà di Eliseo Ciccone, 65 anni, dirigente dell'ASP di Catanzaro, arrestato nel febbraio scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo sui presunti illeciti nella gestione in Calabria del servizio di elisoccorso sanitario. Accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa di Ciccone, i giudici hanno stabilito la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio del dirigente del 118 e di coordinatore del servizio regionale di elisoccorso. A Crotone adesso, perché il Tribunale ha inflitto complessivamente 116 anni di reclusione nell'ambito del processo Criterion scaturito dall'inchiesta avviata nel 2015 contro la cosca di 'Ndrangheta Grande Aracri. Vediamo. 116 anni di reclusione, condanne inflitte dal Tribunale di Crotone alle 11 persone imputate nel processo Criterion contro la cosca di 'Ndrangheta Grande Aracri di Cutro. Il procedimento scaturito dalle operazioni Criterion ed Emilia scattate in contemporanea nel gennaio del 2015, 46 le ordinanze di custodia cautelare eseguite. Secondo l'inchiesta, la cosca Grande Aracri avrebbe avuto collegamenti e vincoli con altri gruppi operanti non solo a Crotone ma in Emilia-Romagna e in altri centri del nord Italia. Gran parte degli indagati erano già stati processati con il rito abbreviato davanti al Tribunale di Catanzaro. Gli altri hanno scelto il rito ordinario, che si è concluso oggi a Crotone. Il collegio giudicante del Palazzo di Giustizia della città pitagorica ha condannato tra gli altri l'avvocato Rocco Corda a 6 anni e 8 mesi di reclusione e alla sospensione per 3 anni dell'attività professionale. Il legale è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. 15 anni inflitti a Vito Martino, 12 a Santo Maesano, 11 ciascuno ad Antonio Carmine e Giuseppe Riillo e 16 anni a Domenico Riillo. Salvatore Scarpino è stato condannato a 10 anni di reclusione, così come Alfonso Pietro Salerno, dipendente comunale accusato di tenere rapporti con la cosca. 7 anni infine la condanna per Albano e Leonardo Mannolo. 133 falsi braccianti scoperti dalla Guardia di Finanza a Castrovillari. Il danno accertato per le casse dello Stato ammonta a 550.000 euro. Vediamo. L'ennesima truffa ai danni dell'INPS perpetrata attraverso il solito sistema dei falsi braccianti è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Castrovillari. Questa volta nel mirino degli inquirenti una società cooperativa con sede nella città del Pollino che avrebbe presentato all'ente previdenziale falsi contratti di comodato e locazione di terreni riconducibili a persone estranee alla truffa. La cooperativa avrebbe inoltre attestato l'impiego, in realtà mai avvenuto, di 133 dipendenti falsi braccianti che avrebbero così ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione, malattia e maternità. Insomma, il solito sistema. Questa volta il danno accertato per le casse dello Stato ammonta a circa 550.000 euro. Nel corso delle indagini, svolte anche con la collaborazione degli uffici dell'INPS di Cosenza e Castrovillari, i finanzieri hanno acquisito informazioni, ascoltando anche le persone estranee al contesto che erano state falsamente indicate dal responsabile dell'impresa al centro delle indagini. Gli inquirenti hanno analizzato diversi documenti, una verifica che ha consentito di accertare la falsa dichiarazione e comunicazione all'Istituto di Previdenza di 21.000 giornate lavorative, in realtà mai effettuate. Adesso saranno avviate le procedure per il recupero delle indennità indebitamente erogate, mentre il rappresentante legale della società cooperativa e i 133 falsi braccianti agricoli sono stati denunciati. Dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato. La pagina del lavoro con il sit-in Vibo Valencia dei lavoratori precari, LSU, LPU, senza il rinnovo contrattuale, padri e madri di famiglia provenienti da diversi centri dell'Interland vibonese che chiedono una soluzione immediata. Vediamo.
Detto, fatto. Nemmeno il freddo pungente e la pioggia, a tratti quasi grandine, ha bloccato la mobilitazione d'oltranza con un presidio permanente nel cuore della città, sul corso Vittorio Emanuele, quasi di fronte alla prefettura di Vibo Valentia, per dare la giusta visibilità e voce a questa disperata situazione. Con a fianco i sindacati, i lavoratori precari rimasti senza alcun rinnovo contrattuale provenienti dai vari comuni dell'Interland vibonese hanno avviato questa mobilitazione che durerà fino a quando non si avranno certezze sul futuro, perché non basta più una pacca sulla spalla e la vana rassicurazione che tutto prima o poi si sistemerà. Noi siamo qua, dopo 20 anni di precariato, a vedere se qualcuno si può prendere carico di noi. La regione non ci dà risposte, il comune non ci dà risposte, qualcuno si deve muovere. Questo è quello che noi vogliamo, il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro. Nient'altro. No, anche perché i politici devono capire che noi siamo un gruppo di lavoratori, come abbiamo scritto nel nostro manifesto, dignità e lavoro. Si deve muovere il prefetto per mediare, ma anche la classe politica deve fare la sua parte, soprattutto quelli che noi andremo a votare, non certo noi, perché noi raccoglieremo le tessere, non andremo a votare i nostri rappresentanti, che sia destra, sinistra o centro, non interessa. Noi siamo stati abbandonati, come di solito, come si dice, piove sempre sul bagnato. E siamo noi sempre, nella provincia di Vibo Valentia, soprattutto la più disastrata, siamo qui a protestare. Tutti i miei colleghi sono qui, ci sono i paesi di Pizzoli, di Arena, da Sa e Acquaro e quanti verranno, San Calogero, dice che arriverà anche Pizzo. Cerchiamo di essere tutti compatti e qualcuno senta la nostra voce perché siamo accurati. Gente che ormai da un paio di mesi non prende più lo stipendio, gente che ha figli, gente che ha mutui e gente che deve tirare avanti la famiglia. L'ondata di maltempo adesso che sta interessando anche la Calabria, la neve a basse quote, sempre a proposito della neve, i passeggeri dell'Intercity 794 Reggio Calabria-Torino sono pensate intrappolati da 29 ore. L'arrivo del treno nella stazione di Porta Nuova a Torino era atteso per le 16 di oggi pomeriggio, probabilmente si arriverà alle 2 di domattina. Intanto, dicevamo, la neve in Calabria caratterizza soprattutto la Sila e all'Orica, però, nonostante ci sia la coltre bianca, i negozi sono vuoti. Vediamo. Burian è arrivato portando neve e freddo anche in Calabria, dalle zone montane sino a quelle interne. La coltre bianca sta ricoprendo tutto, regalando paesaggi mozzafiato, ma le precipitazioni nevose insieme al brusco calo delle temperature, nonostante il colpo d'occhio straordinario, provocano numerosi disagi a chi purtroppo è costretto a spostarsi. Quelle che vedete sono le immagini di Castrovillari, che inizia ad imbiancarsi, mentre sull'autostrada e sulle arterie interne nei pressi di Morano Calabro ecco qual è lo scenario. Non solo neve, ma anche forti piogge nel Cosentino. La nuova ondata di maltempo con precipitazioni abbondanti sta creando allagamenti ai sottopassi e rischio frane come quella avvenuta sabato lungo la statale 107 Silana-Crotonese. Nevicate intense anche a quote basse, dicono gli esperti. Sila completamente imbiancata, presa d'assalto nel weekend da appassionati sciatori che hanno affollato gli impianti sciistici di Camigliatello. A rientro in città lungo la statale ecco la coda di automobili, non solo per le precipitazioni intense, ma anche per via di automobilisti inesperti che evidentemente si sono messi in viaggio non essendo equipaggiati. Viaggiatori in difficoltà, interventi da parte dei mezzi spazzaneve e spargisale per garantire la viabilità. All'Orica invece panorama splendido ma impianti chiusi e ristoratori costretti a fare i conti con la solita routine, pochissimi clienti, uno scenario desolante che avrebbe scoraggiato chiunque. Ecco cosa dice un caparbio gestore che ammette nulla è cambiato da 30 anni a questa parte. 500-600 euro lordi, siamo un po' noi, a fare il cameriere, fa tutto. E per maggiormente qua sulle impianti sciistico, praticamente sono io. 3 anni. Ma chi è il turista che viene all'Orica? Ma vengono un po' dappertutto, pugliesi, siciliani, vengono un po' dappertutto. Ma si preferisce Camigliatello? Eh sì, perché a parte il fatto che ci sono le strutture aperte e poi è più vicino, c'è il servizio strada, c'è tutto.
Una notizia di cronaca la vediamo sulle agenzie di stampa, arriva da Rossano nel Cosentino. Un detenuto di origine nigeriana del carcere di Rossano ha aggredito un assistente capo della polizia penitenziaria provocandogli la frattura del setto nasale. A darne notizia il sindacato di polizia penitenziaria SAP con una nota a firma del segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante e del segretario nazionale Damiano Bellucci. Il detenuto, convocato nell'ufficio di sorveglianza generale dopo il ritrovamento nella camera di pernottamento di bastoni atti ad offendere, ha aggredito l'assistente capo con calci e pugni e, non contento di ciò, gli ha anche lanciato addosso una stufa. Il detenuto era stato trasferito a Rossano da Catanzaro, dove aveva anche tentato di aggredire un agente della polizia penitenziaria. A Catanzaro era detenuto per lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. Ci riferiscono che sono frequenti i suoi atteggiamenti di sfida nei confronti della polizia penitenziaria. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. 335.000 euro di beni mobili e immobili sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme ad Antonio Vilella, detto Croz, ritenuto esponente di rilievo della Cosca Cerra Torcasio Gualtieri. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I beni confiscati a Vilella sulla base di accertamenti reddituali e patrimoniali sono una villa, un SUV e varie disponibilità finanziarie. Un'area di circa 4.000 metri quadri adibita a discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria in località Foce del Torrente Praia Longa, Bagnara Calabra. Nell'area abbandonate carcasse di elettrodomestici, rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, materiali da costruzione contenenti sostanze pericolose, trovate anche lastre di Eternit. All'intera area sono stati apposti i sigilli. Un capannone abusivo sequestrato nello scorso mese di gennaio dai carabinieri forestali è stato demolito a Strongoli dall'autore dell'abuso. Il manufatto, che era stato edificato in un'area rurale in località Manca della Casa, era oggetto di un'ordinanza di demolizione emessa dal comune di Strongoli. 5 al Superenalotto a Campocalabro nel Reggino sono stati vinti oltre 117.000 euro. La vincita è stata realizzata da un giocatore rimasto anonimo nel punto vendita Sisal, ubicato in via Risorgimento nel centro del Reggino. Alleggeriamo il tono a Palazzo dei Bruzzi, la premiazione degli studenti cosentini che hanno partecipato alla finale di zona dei giochi matematici del Mediterraneo. Vediamo. Il salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi ha ospitato la premiazione degli studenti cosentini che hanno partecipato alla finale di zona dei giochi matematici del Mediterraneo, iniziativa promossa dall'Accademia Italiana per la promozione della matematica Alfredo Guido. Il concorso è aperto agli alunni delle terze, quarte e quinte classi della scuola primaria, a quelli delle classi della scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle prime e seconde classi della scuola secondaria di secondo grado. I giochi hanno l'obiettivo di mettere a confronto tra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva per sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzare le eccellenze. La finale nazionale si svolgerà il 21 aprile nel campus universitario di Palermo. Alla finale qui sono arrivate appunto la Zumbini, la De Matera, Rende, Commenta, Sanvili, Pedace, l'istituto privato Tolkien Cricket. Abbiamo vinto tutti perché non solo i primi classificati andranno a Palermo ad aprile a fare la finale nazionale, ma ci sarà anche un ripescaggio dei secondi, soprattutto perché la provincia di Cosenza è la provincia più vasta e quindi in termini di percentuale ci sarà un recupero dei secondi classificati. Uno spettacolo divertente con tanti spunti di riflessione. La Brandina, opera scritta e diretta da Grazia Fasanella, è in programma il 2 marzo al Rennano di Cosenza. Sentiamo. Buongiorno signor Favignane, buongiorno. Dovrei riparare la mia Brandina, ma sono povero.
Grazie Fasanella, l'appuntamento è al Teatro Rendano per il 2 di marzo, ore 20:30, in scena La Brandina. Quali le caratteristiche di questo spettacolo? Allora, La Brandina nasce da una storia vera, è la storia di un povero, di un vecchio che vive in un bosco, si nutre di bacche e verdure selvatiche e l'unico suo bene è questa brandina dove si sistema per dormire. E quando si romperà andrà alla ricerca di un falegname generoso perché non ha denaro, e girerà 7 paesi perché rappresenteranno i 7 vizi capitali, per cui l'ira lo prende per un braccio, lo butta fuori, l'avaro vuole assolutamente i soldi, eccetera. Un messaggio positivo. Altro aspetto importante sono gli attori. Sì, gli attori sono gli anziani di un centro sociale, questa cosa è nata proprio perché in un mio momento così di disagio volevo portare un momento di gioia in questo centro, ma la gioia l'hanno portata loro a me, perché poi La Brandina l'abbiamo ripetuta in 6 o 7 volte in diversi teatri, anche se ora siamo tutti estremamente emozionati perché non ci aspettavamo di essere invitati a farlo in un palcoscenico così importante come il Rendano. Ci sono in questo spettacolo contaminazioni che riguardano più generazioni insieme. Sì, allora si alternano sul palcoscenico gli anziani di un centro sociale insieme a dei giovani talenti che sono dei musicisti straordinari, arpe, tamburi, tamburelli, 2 chitarre, la fisarmonica e ballerine di pizzica. Nel salone di rappresentanza della filiale di Catanzaro della Banca d'Italia è stato presentato il libro Risparmi alla pari di Stefania Tamburello, con la partecipazione dei responsabili nazionali dell'Istituto per i progetti di educazione finanziaria e di diffusione della conoscenza economica dell'ente. Sentiamo. Quando si parla di risparmio si deve necessariamente parlare anche di educazione finanziaria. Una persona informata è la prima e più importante protagonista di scelte di investimento e di spesa responsabili e rispondenti ai propri interessi. Attraverso il volume di educazione finanziaria dal titolo Risparmio alla pari di Stefania Tamburello, Banca d'Italia vuole contribuire al benessere finanziario dei cittadini. La tutela del cliente nasce da un'osservazione spontanea che è sotto gli occhi di tutti, la forte asimmetria tra l'operatore professionale bancario e il cliente consumatore. Asimmetria che è dovuta appunto a una maggiore conoscenza, una diversa conoscenza, un diverso potere contrattuale. Per pareggiare questa asimmetria nasce il coacervo di provvedimenti, regolamenti, impegni e attività di cui la Banca d'Italia è protagonista, che ha avuto quella dell'enforcement, cioè dell'imporre determinati comportamenti che riconducono questo rapporto diseguale a eguaglianza. Informazione ed approfondimento sono dunque le parole d'ordine sulle questioni bancarie e finanziarie che sono di interesse per tutti, una sorta di abbecedario finanziario nelle scelte quotidiane con cui destreggiarsi nelle decisioni di tutti i giorni, dalle più frequenti a quelle più complesse, ma che spesso vengono prese senza la dovuta analisi. Perché risparmio a pari vuol dire mettere le persone, aiutare le persone ad essere alla pari con le cose che fanno, non trovarsi in posizione di inferiorità quando vanno in banca, non trovarsi così sorpresi senza saper cosa fare di fronte alle cose economiche della vita quotidiana. Quindi è un aiuto a muoversi e a gestire le cose economiche, le cose di tutti i giorni, di reddito, di risparmio. E siamo allo sport, come di consueto a lunedì la pagina sportiva curata da Gianluca Pasqua, vediamo. Non sarà un derby sentito, ma per il Catanzaro è diventato una maledizione. 3 gare contro il Rende tra Coppa e campionato e 3 sconfitte. Quella subita al Lorenson ha cambiato la storia dei giallorossi. Quella di ieri la sta facendo traballare. Campo pesantissimo al Ceravolo, padroni di casa chiamati a costruire gioco, i biancorossi vicini al gol del vantaggio in contropiede con Ferreira, stoppato da Nordi.
Infantino e Cunzi non sfondano. Il primo tempo vede un Catanzaro chiudere in crescita. Proteste per un presunto fallo di mano di Porcaro in area rendese. Poi le mani le usa Cunzi per superare De Brasi e mettere in gol, ma l'arbitro blocca l'esultanza. Nella ripresa le squadre fanno fatica a giocare e a costruire occasioni, ma il Catanzaro si fa sorprendere dalla giocata di Ricciardo, che lancia Franco, bravo a inserirsi e a battere Nordi. Inutile l'assalto ai giallorossi, frenati dalla formazione di Trocini, abile a chiudersi e a ripartire, un copione già visto che frutta i 3 punti e una classifica ancora più importante. Ho avuto l'impressione oggi, la netta impressione di allenare una squadra forte in Serie C. Lo posso dire a merito dei miei ragazzi, perché vincere in questa maniera contro una squadra così forte come il Catanzaro mi riempie di gioia e d'orgoglio. Trovarsi a commentare che abbiamo perso questa partita è veramente assurdo, però è successo. Onestamente anch'io ho poco da dire, perché la squadra si è impegnata, ha corso, ha aggredito, ha creato occasioni, forse non limpidissime, però li ha schiacciati di là. Poi il gioco del calcio a volte è un gioco crudele, e sull'unica volta che sono venuti giù ci siamo fermati. Si ferma a 11 la serie positiva del Cosenza, che cade a Caserta pagando a caro prezzo un primo tempo giocato a fasi alterne e una decisione discutibile del direttore di gara. Distratti i lupi in avvio con Alfageme, che ha sui piedi 2 occasioni per trovare il vantaggio. Gli ospiti recuperano la concentrazione nella fase centrale del tempo e offrono spunti interessanti. Calamai sfiora il vantaggio con una giocata a sorpresa, ma la beffa la concretizza Alfageme a 10 secondi dal termine, liberandosi di Idda con una spinta perdonata dal direttore di gara, che dà il via libera al vantaggio casertano. Nella ripresa il Cosenza ha l'occasione per rientrare in gara. Dopo pochi minuti i padroni di casa perdono Rainone per espulsione, ma anche in 11 contro 10, nonostante i cambi effettuati da Braglia, il risultato non cambia. Mercoledì a Viterbo, neve permettendo, la gara d'andata da semifinale di Coppa Italia, un'occasione di riscatto immediato per la formazione rossoblù. Cosenza ha fatto degli errori, quando fai degli errori le perdi le partite, purtroppo. C'è poco da commentare, non abbiamo fatto bene. Abbiamo gestito la partita sempre noi, siamo stati troppo prevedibili, lenti, ci vuole troppo tempo a volte nel far girare la palla, loro si sono chiusi bene, io non c'ho niente contro loro, ci mancherebbe altro, è stata una brutta giornata. Una regina diversa da quella proposta da Maurizi contro il Trapani, non negli uomini ma nello spirito, più battagliera rispetto alle ultime uscite, più spigliata contro la terza forza del campionato e capace di passare in vantaggio grazie al rigore concesso per atterramento di Tulissi e trasformato da Bianchimano. Immediato il pareggio siciliano, Evacuo è spietato in area di rigore e batte di testa Cucchietti sugli sviluppi di un corner. Gara aperta, Trapani sempre pericoloso con Marras ed Evacuo tra i più attivi, ma padroni di casa che non rinunciano a giocare creando diversi problemi a Furlan, decisivo sulle conclusioni di Provenzano e Marino. Nella ripresa identico copione, Tulissi ancora in evidenza, fermato dall'estremo difensore siciliano. Dall'altra parte il tempismo di Scarsella per il vantaggio ospite, reso decisivo dall'ultimo intervento di Furlan sul tentativo di Bianchimano. Noi soffriamo terribilmente sui calci da fermo, abbiamo preso 2 gol su palle da fermo e questo è da qui, è una coperta corta. Se sono equilibri, purtroppo strutture fisiche non c'è niente da fare. Abbiamo anche provato a avere 2 punte alte proprio per non portare più giocatori in area di rigore, sulle palle da fermo, sui calci d'angolo, con molto coraggio. E comunque potevamo subire anche qualche altra cosa su calcio d'angolo. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'intensa ondata di gelo annunciata nei giorni scorsi ha raggiunto l'Europa centrale ed in parte quella occidentale, il centro-nord dell'Italia e in queste ore si sta propagando anche verso il sud Italia, seppure in modo parziale. Raggiungerà il suo apice nella giornata di mercoledì. Anche la nostra regione ne sarà quindi interessata, ma in particolar modo la parte settentrionale, dove non si escludono nevicate a quote relativamente basse. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Martedì, cieli regolarmente nuvolosi ovunque, con deboli precipitazioni sparse e nevosa, a quote di 200-300 metri sul Cosentino, 700-800 metri altrove. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Martedì, il Mar Tirreno generalmente mosso, con venti di direzione settentrionale. Il Mar Ionio poco mosso, a esclusione di Lanzi e Crotonese, dove risulterà mosso, con venti dai quadranti settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it
potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.